Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi voglio parlare di quegli spot pubblicitari che girano sui vari gruppi, i social soprattutto, in cui alcune volte alcuni dei miei committenti mi riportano degli screenshot di miracoli avvenuti e cose del genere, no? E resto sempre un po' basito perché il Marietto ha sempre spiegato che ci vogliono 9 mesi, però prima di iniziare questa pillola il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Illegale, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Telegram, che sapete ormai il Marietto è passato in Telegram e non più WhatsApp. Qui sopra il numero per consulti, 20 euro 45 minuti se volete. In più abbiamo anche il sito capitano.attevisto.org, invece qui sotto il link per poter accedere e scaricare 20 ebook, di cui ne hanno scaricati 150.000 finora. E praticamente il Marietto ha regalato all'umanità 2 milioni targati, il Marietto Veneziano 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostatici. Nel sito abbiamo una sezione shop per chi vuole comprare servizi di Illegale Marietto Veneziano. Bene, iniziamo un po' questa pillola di appunto di persone che mi contattano, mi fanno vedere screenshot di operazioni magiche miracolose che in 20 giorni fanno ritornare l'amato, in 20 giorni conquistano l'Everest, camminano sulla Luna, camminano sull'acqua, insomma di tutto, resuscitano i morti, scambiano il vino in acqua. Signori, allora, l'ho spiegato tante volte, però lo rispiego per essere più concreto. Quando si fanno dei riti operativi, oltre a sapere il nome, il cognome, la data di nascita, tecnicamente ci vorrebbe anche l'ora per essere precisi e minuti, no? Però se uno è bravo riesce anche con la data di nascita o una fotografia a fare un rito per una persona. Il rito deve essere ripetuto almeno, lo dico, almeno 9 volte per 9 mesi. E lo ripeto, il rito propiziatorio, qualsiasi sia, deve essere ripetuto per 9 volte 9 mesi. Chiaramente più si rinforza in un mese è meglio, Io non sto parlando di Dagide, sto parlando di riti propiziatori per avvicinamenti o per raggiungere posti di lavoro e quant'altro. Lo ripeto ancora, 9 mesi, proprio come la nascita di un grembo che poi diventerà un essere umano, un bambino. E il rito propiziatorio generalmente viene in un certo senso emanato, propiziato, fatto, chiamatelo poi come volete, e si usano le candele e il 90% dei riti propiziatori che si fanno si usano le candele, viene impresso sulla lastra eterica della Luna. Quindi la Luna deve fare il suo giro di 28 giorni per 9 volte. Chiaro che poi si possono contattare i committenti che vogliono risparmiare, no? E allora si fa il minimo sindacabile, ma il rito giusto è 9 mesi, cioè 9 volte si rifà l'operazione. Prima esiste il colpo fortunato, il Marietto non l'ha mai messo in dubbio, no? Però se vi vengono a dire che 21 giorni sono riusciti a camminare sull'acqua, può essere un caso fortunato, può essere che il lago era ghiacciato, però capite che queste sono barzellette, no? Poi può esserci il caso fortunato che era già scritto nel karma, ma anche senza rito sarebbe ritornato. Quindi cari amici, non postatemi più le barzellette di Don Camillo, perché Don Camillo lo si vede alla TV ed è bello, che è carino e tutto, è simpatico, è una cosa di 50 anni fa che andava bene con quell'era politica lì, ma quando si parla di alta magia operativa, scusate, perché se no la Chiesa di Stato lo faceva 1700 anni fa a un'orazione alla domenica e poi per 2000 anni governava il pianeta. Invece ogni santa domenica vi mettono lì a fare un rito propiziatorio. E poi quando non ce n'è abbastanza chiamano un gruppo di signore anziane e via con rosario. Bene cari amici, grazie per avermi ascoltato e non credete ai 21 giorni di Pippo Pluto. Grazie cari amici, alla prossima, ciao.